Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. A Catania, a Fontanarossa non si parte e non si arriva fino alle 2 del 14 agosto. Continuano i disagi per i passeggeri, sono già 700 i voli compromessi dall'emergenza Cenere. Operativo l'aeroporto di Comiso, ma le sue limitate capacità infrastrutturali rendono difficile gestire l'aumento del traffico nei momenti di emergenza. Circa 120 voli accolti in supporto al Fontanarossa. L'Etna continua a dare spettacolo riversando il magma nella Valle del Bove. Per il direttore del Dipartimento Vulcani dell'INGV Branca diminuisce la possibilità che si apra ancora una nuova bocca. Rottura della colonna vertebrale nell'impatto col gommone, poi l'annegamento, l'autopsia rivela i particolari della morte di Cristiano Gianporcaro, il giovane regista nisseno investito durante un'immersione a Lampedusa. A Messina concluse le ricerche nella palazzina crollata a Pistunina, 4 le vittime recuperate, restano 2 dispersi per i quali potrebbero essere decisivi gli esami del DNA. A Trapani da piazza di spaccio e degrado a luogo di rinascita, Illumina nel segno dello sport diventa un luogo per bambini e famiglie. Calcio, i tifosi del Catania in piazza Spedini contestano la società, il vicepresidente Grella li rassicura sul futuro del club. La squadra prepara la trasferta di Parma. Bentrovati, in apertura gli aggiornamenti che arrivano dall'aeroporto Fontanarossa. È stato prolungato fino alle 2 di notte del 14 agosto, quindi di domani, lo stop ai voli in partenza e in arrivo nell'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna con la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera. La colonna di cenere ha raggiunto anche Malta e Tripoli, situazione in continua evoluzione. Dall'8 all'11 agosto a causa dell'eruzione dell'Etna sono saltati tra mancati arrivi, partenze e cancellazioni circa 700 voli. Ne sono stati cancellati circa 400, un danno economico al sistema turistico siciliano quantificato da Asso Esercenti indicativamente tra i 12 e i 24 milioni di euro. E nella settimana di Ferragosto il bilancio potrebbe aggravarsi. Anche oggi nello scalo etneo è stata una giornata di passione per tanti passeggeri in cerca di informazioni. Ma sentiamo Emanuela Corsi. Passeggeri lasciati soli, alle prese con comunicazioni in ritardo e trasferimenti fai da te. Questa è la situazione questa mattina nello scalo etneo di Fontanarossa. Sono tanti i passeggeri che continuano a venire qui per chiedere informazioni sullo stato dei loro voli. Molti viaggiatori vengono informati del dirottamento della cancellazione solo una volta arrivati nel terminal. Alle 8:20 mi hanno detto: ci dispiace informarvi che il volo EasyJet è stato cancellato. Io sono andato al terminal, ho detto ci dovete pensare voi. Io ci devo pensare, cioè voi mi annullate un volo e ci devo pensare io da qua? Cosa vi hanno detto? Che non sanno. How is the situation here? Not good. Forse prendiamo un bus, andiamo a Comiso, nulla di sicuro. Non c'è solo la rabbia, ma anche la disperazione di chi non sa come spostarsi verso gli altri scali siciliani e attende invano un autobus su una panchina. A Palermo ora lei come ci arriva? Non lo so. Non gliel'hanno detto che c'è magari un autobus, qualcosa? Chi è Pullman? Non mi sento troppo stressante. You are going to Palermo? Yes, we tried, but Is there a bus or... all fully booked. All fully booked. Oltre il danno la beffa, tutti gli spostamenti sono totalmente a carico dei passeggeri, alle prese non solo con i disagi, ma anche con spese extra, come questo signore che partirà da Napoli. Una camera di più, 220, poi la camera di questa sera sarà 100, il treno sarà 100, circa 100, la macchina è un giorno in più, 460 e già abbastanza. Grazie all'Etna. E a supporto del Fontanarossa c'è lo scalo di Comiso che ha riaperto, ma le sue limitate capacità infrastrutturali rendono difficile gestire l'aumento del traffico in situazioni di questa emergenza, quando l'Etna appunto sbuffa e l'aeroporto di Catania deve chiudere. Sentiamo Veronica Barbarino.
In questi giorni caldi per il turismo, le disposizioni di sicurezza a seguito dell'eruzione dell'Etna limitano migliaia di viaggiatori. La pressione per l'impossibilità di atterrare a Catania si riversa sugli altri aeroporti dell'isola. Comiso in particolare sta svolgendo un ruolo di supporto importante, ma le sue dimensioni e la capacità infrastrutturale rendono difficile la gestione di una quota significativa del traffico etneo. L'aeroporto Ibleo infatti ha solo 6 piazzole di sosta per gli aeromobili. Inoltre, per la vicinanza con l'Etna, subisce a sua volta blocchi e disagi operativi a causa dei residui vulcanici portati dal vento. Come la scorsa notte, quando le operazioni sono state sospese fino alle 10 di questa mattina. Nonostante tutto, dall'inizio dell'emergenza, lo scalo comisano ha accolto circa 120 voli e il governatore Schifani ha annunciato l'intenzione di investire nuove risorse per rafforzarne l'operatività. Ma tra cancellazioni, ritardi, dirottamenti e riprogrammazioni, a subire lo sconforto sono ad ora i passeggeri. Sarei dovuto partire ieri da Catania, il volo con Ryanair è stato cancellato. Alle 5:10 ero già all'aeroporto qua a Comiso, adesso attendiamo il volo che sarebbe dovuto partire alle 7:10, schedulato per le 14:40. Ieri dovevamo partire da Catania, alle 2 di notte Ryanair ci ha comunicato la cancellazione del volo per scoprire poi che quel volo non era stato cancellato ma era stato dirottato su Palermo. Sarà nostra cura procedere per vie legali anche nei confronti di Ryanair. Per chi deve viaggiare, la raccomandazione resta quella di verificare con la propria compagnia aerea le eventuali variazioni del volo prima di recarsi in aeroporto. E per fronteggiare i disagi provocati dalla chiusura dell'aeroporto di Catania, la Regione siciliana annuncia di aver potenziato i collegamenti con gli altri aeroporti dell'isola, con 6 treni speciali e un incremento dei servizi dei trasporti su autobus. E c'è chi immagina invece un aeroporto alternativo a Comiso e a Catania. La società Shara Holding ha annunciato l'avvio ufficiale della manifestazione di interesse per le aree per gli immobili del territorio di Barcellona, Pozzo di Gotto e Milazzo, nel Messinese, destinati al progetto dell'aeroporto intercontinentale del Mediterraneo. Secondo il CEO Fabio Bertolotti, l'iter burocratico di competenza della società è stato completato e sarebbe già iniziata l'acquisizione preventiva delle aree. Ma torniamo a parlare sempre dell'aeroporto Fontanarossa. C'è chi rilancia il dibattito sulla privatizzazione della SAC. E alle molto critiche MPA, Lega e Forza Italia risponde il commissario Forzizza Minardo, mentre Confesercenti torna a chiedere un vero piano B sulla questione. Interviene anche il ministro Musumeci, ma ci racconta tutto Orazio Longo. L'Etna fa il suo mestiere da millenni, la SAC palesemente continua a non saper fare il proprio. Il deputato regionale dell'MPA Grande Sicilia Santo Primavera sferra l'ultimo attacco alla società che gestisce l'aeroporto di Catania, ancora alle prese con l'emergenza Cenere, che riaccende il dibattito sulla gestione dello scalo e sulla necessità di procedere con la privatizzazione della SAC. Una partita già aperta che torna al centro dello scontro politico proprio mentre crescono le critiche sulla capacità di affrontare le emergenze. MPA e Lega contestano da tempo la governance della società che gestisce Catania e Comiso. Non usa giri di parole il segretario regionale del PD Sicilia e capogruppo PD in Commissione Trasporto alla Camera, Anthony Barbagallo. Passeggeri abbandonati e nessun piano per collegare aerostazioni siciliane frutto di incompetenza SAC e Regione. Sulla vicenda interviene il ministro Musumeci, che ricorda di avere fatto già nel 1999 una proposta per delocalizzare lo scalo di Fontanarossa in una zona distante da eventuali ricadute di cenere vulcanica. A Catania è fuori posto l'aeroporto, non il vulcano, ha detto Musumeci. Sul fronte delle critiche entra anche Forza Italia con il capogruppo al comune di Catania Pier Maria Capuana. I consiglieri parlano di fallimento dell'organizzazione e accusano la SAC di non avere preparato adeguatamente Fontanarossa, un fenomeno che, per quanto imprevedibile nella sua intensità, non lo è nelle conseguenze. Ma dentro Forza Italia arriva la replica del commissario regionale Nino Minardo. No alla caccia delle streghe, dice, difendendo il lavoro di SAC e Regione e indicando come priorità il potenziamento di Comiso e
una maggiore integrazione tra gli aeroporti siciliani. Il PD punta il dito soprattutto sulla mancata programmazione. Di fronte a un'emergenza prevedibile come l'eruzione dell'Etna, non è stato predisposto alcun piano efficace per collegare gli scali siciliani e garantire assistenza e mobilità ai passeggeri. Stefania Campo, deputato regionale del Movimento 5 Stelle, attacca il governo e tutto il centrodestra. Occorre avere un piano serio, permanente e collaudato, dice. Ed è qui che emergono tutta l'approssimazione, la sciatteria e la negligenza con cui in questi anni è stato governato il sistema aeroportuale della Sicilia orientale. Il commissario regionale di Fratelli d'Italia Luca Sbardella prova a gettare acqua sul fuoco. La situazione non è facile, dice, ma in un momento di emergenza come questo, piuttosto che sciacallaggi politici, ci aspettavamo più solidarietà. Il sistema aeroportuale siciliano sta rispondendo a un fenomeno naturale, la cui evoluzione cambia di ora in ora. Sul tavolo resta anche la richiesta di Confesercenti di un vero piano B, trasferimento dei voli su altri scali, collegamenti terrestri straordinari, assistenza ai passeggeri e coordinamento immediato tra aeroporti, compagnie aeree, regione e protezione civile. Adesso vediamo cosa sta accadendo sull'Etna, nuove bocche si sono aperte. Abbiamo sentito il direttore del Dipartimento Vulcani dell'INGV, Stefano Branca, che ci dice l'eruzione in leggera diminuzione. Lo ha sentito per noi Lorena Dolci. L'Etna di agosto è un gigante che sputa fuoco, dando spettacolo e disagi. 4 bocche attive, il cratere voragine e 3 fratture laterali, l'ultima aperta ieri mattina. È un pennacchio di cenere che scompiglia i voli. Immaginate un tubo d'acqua che perde lateralmente. Invece di uscire solo dalla cima, il magma fuoriesce anche dalle spaccature, creando 3 colate che attualmente hanno raggiunto quota 3.000, 1.300 e 1.350, tutte in una zona desertica. Ma c'è il rischio che possano tracimare dalla Valle del Bove? Le colate laviche possono percorrere pochi chilometri e considerate che la Valle del Bove ha una lunghezza di 8 chilometri, queste colate possono fare 3-4 chilometri, massimo 5. Abbiamo simulato aperture di bocche nelle stesse zone con una durata di 10 giorni e le colate laviche raggiungono massimo la quota di 1.200-1.250 metri, quindi rimanendo all'interno della Valle del Bove. In questo scenario che ribolle di lava, come vedete dai video girati dalla guida Giuseppe Quaceci, in tanti ai piedi del vulcano si chiedono se possano aprirsi nuove fratture. La probabilità che si aprano altre bocche diminuisce molto di più passando i giorni e già oggi dai primi dati che stiamo analizzando quello che si osserva è che già è leggermente diminuita l'emissione di cenere e il campo lavico rispetto a ieri è in diminuzione. Primi segnali che il vulcano potrebbe finalmente mollare la presa. Emergono dopo l'autopsia i primi particolari sulla morte di Cristiano Giamporcaro, il giovane di 29 anni travolto da un gommone durante un'immersione a Lampedusa. Sentiamo Rita Cinardi. Potrebbe essere stato il violentissimo impatto con il gommone a uccidere Cristiano Giamporcaro, il regista nisseno di 29 anni travolto mentre si trovava in immersione nelle acque di Lampedusa. L'autopsia eseguita sul corpo del giovane avrebbe restituito un primo dato significativo sulle conseguenze dell'impatto. A riferirlo è l'avvocato Sergio Iacona, legale della famiglia. È stata riscontrata la presenza di gravi fratture alla colonna vertebrale causate da un impatto violento, fratture che hanno innescato i meccanismi che hanno portato al decesso del povero Cristiano. Poi vorrei aggiungere che sebbene sia la dinamica ormai abbastanza chiara ed evidente, comunque qualora qualcuno avesse assistito alla scena sarebbe utile che si facesse sentire dalla Procura della Repubblica di Agrigento. Intanto prosegue l'inchiesta della Procura di Agrigento per omicidio nautico. Nel fascicolo risultano indagati come atto dovuto un uomo di 72 anni e una donna di 69, entrambi romani. Gli accertamenti dovranno chiarire nel dettaglio la dinamica di quei drammatici istanti nelle acque di Punta Sottile, dove Cristiano, che aveva segnalato la propria presenza con l'apposita boa, è stato travolto dal gommone mentre era in immersione. A Messina, concluse dopo quasi 2 settimane le ricerche dei Vigili del Fuoco nella palazzina crollata nel rione Pistunina. Restano dispersi Santino Magazzù e Lairu Varnaculusaria, mentre sono 4 le vittime già recuperate. L'identificazione dei 2 dispersi potrebbe essere possibile grazie agli esami del DNA sul materiale biologico rinvenuto. Intanto
È iniziato il lavoro dei consulenti nominati dalla Procura, chiamati a ricostruire le cause e la dinamica del crollo e a verificare eventuali errori nella progettazione dell'edificio. Nei prossimi giorni è prevista anche la riapertura dei negozi nell'area rossa e della strada statale che costeggia la zona. E adesso una breve pausa, tra poco. A Trapani rigenerata una piazza che fino allo scorso anno era luogo di spaccio e di degrado. Laura Spanò. Dal luogo di spaccio e di degrado dove si nascondevano paura e illegalità al luogo di rinascita dove una parte speciale la decide lo sport. È la nuova storia di Via del Cipresso a Trapani dove da oggi si allenano i sogni. Inaugurato Illumina, il primo spazio del progetto del Sud Italia, un luogo restituito ai cittadini, ai bambini e alle famiglie, un luogo che proprio nei mesi successivi alla candidatura del progetto un'indagine giudiziaria aveva rivelato essere una consolidata piazza di spaccio, simbolo di una profonda fragilità sociale. In quell'occasione, nel corso di un blitz, i carabinieri di Trapani smantellarono un fiorente mercato di cocaina. Oggi quello stesso spazio ha cambiato volto, dove prima c'erano degrado e illegalità, risuonano i palloni che rimbalzano sul parquet, gli applausi per l'evoluzione di freestyle, l'energia dei calisthenics e soprattutto le risate dei tanti bambini del quartiere. Tutto questo sa di nuovo inizio. Illumina non è solo uno spazio sportivo, è una scelta. È l'idea che lo sport possa arrivare prima del disagio, che un canestro possa diventare un punto di riferimento, che una sbarra per allenarsi possa trasformarsi in un appiglio per il futuro. È la dimostrazione concreta che investire negli spazi pubblici significa investire nelle persone. A Trapani è accaduto. Al Teatro dell'Efebo di Agrigento le canzoni di Pino Minio, finalista di Io Canto Senior, e l'ironia di Sasà Selvaggio. Sentiamo Davide Sardo. Una serata tra musica, emozioni e comicità al Teatro dell'Efebo di Agrigento. Protagonista Pino Minio, finalista di Io Canto Senior, il talent show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti e dedicato alle grandi voci adulte. L'artista ha regalato al pubblico un concerto intenso e coinvolgente, proponendo alcuni dei più celebri brani della musica italiana e internazionale. Nel corso della serata Minio ha interpretato, tra gli altri, successi di Gino Paoli, Zucchero, Joe Cocker e Fausto Leali, mettendo in evidenza le proprie qualità vocali e la capacità di spaziare tra generi e repertori diversi. Mentre cammino a piedi nudi dentro Sul palco anche il comico Sasà Selvaggio per una serata condotta da Maria Portella e inserita nel cartellone estivo del Libero Consorzio Comunale di Agrigento. Tra i momenti più intensi, Un mare di speranza, brano dedicato al dramma degli sbarchi di migranti sulle coste siciliane. E in chiusura non è mancata l'ironia di Sasà Selvaggio, che ha strappato una risata anche sulla crisi idrica di Agrigento, una battuta amara ma fin troppo vicina alla realtà. Poi però sono andato in gabinetto e c'era scritto c'era scritto non tirare l'acqua nello sciacquone che manca l'acqua ad Agrigento. No, per il rispetto, allora io pensavo, che faccio? Faccio la pipì e non la tiro in modo che aspettano 2 o 3 pipì e poi tiriamo l'acqua? Vabbè, dai. Adesso una breve pausa e poi parleremo di calcio, del Catania, del malcontento e della protesta dei tifosi, ma anche di quello che sta avvenendo sul fronte mercato e come si sta preparando la squadra ai prossimi appuntamenti. A tra poco. Eccoci al calcio. I tifosi del Catania in piazza Spedini hanno contestato la società e il vicepresidente Grella li ha rassicurati per quanto riguarda il futuro del club, mentre in chiave mercato è stato ceduto Ponzi alla Reggiana e intanto la squadra sta preparando la trasferta di Parma. Sergio Colosi.
Promesse da milionario, gestione da dilettanti e lo striscione esposto in piazza Spedini da circa 500 ultra del Catania per manifestare contro la gestione del club di Pelligra. Il vicepresidente Grella ha incontrato una delegazione di tifosi che ha ricevuto rassicurazioni su futuro programmi e ambizioni della società. Grella è poi sceso in piazza assicurando che c'è la stabilità economica e che nelle prossime ore sarà depositata la fideiussione. Inoltre ha annunciato che compreranno il vecchio logo del Calcio Catania. Intanto sul mercato, dopo la rescissione con Di Noia passata al Gubbio, è stato ufficializzato il trasferimento temporaneo di Fabio Ponzi alla Reggiana, con l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni. Le uscite non si esauriscono qui, in partenza il difensore di Gennaro, che non rientra nei piani tattici di Longo. A Cicerelli, al quale era stato proposto un prolungamento di contratto, il Pescara ha offerto un biennale, l'accordo sembra vicino. Al club abruzzese piace anche il portiere Dini. Per Gimenez l'Avellino ha proposto 250.000 euro più il cartellino di Cosimo Patierno. Il Catania vorrebbe far valere una clausola rescissoria valida sino al 15 agosto di 500.000 euro per i club di categoria superiore. La squadra intanto prepara a Norcia la sfida di venerdì in Coppa Italia al Tardini contro il Parma. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione Sicilia 24, prossimo appuntamento alle 14, vi lascio alla rassegna stampa. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.